Anche in Spagna rallenta la crescita dei contagi, ma aumenta il numero dei malati in terapia intensiva. Il nostro inviato Gianmarco Sicuro è in diretta con le ultime notizie. Gianmarco. E qui in Spagna invece sono 23 i giorni di stato di allarme nel paese. Gli ultimi dati appena diffusi: 135.000 contagiati, 60.000 persone ricoverate negli ospedali spagnoli. Nelle ultime 24 ore sono morte 637 persone ed è il dato più basso dal 24 marzo. Questo è un segnale incoraggiante. La Spagna però è il paese al mondo che ha il maggior numero di vittime per numero di abitanti ed è il secondo per numero di contagiati al mondo dopo gli Stati Uniti, prima dell'Italia. Domani il premier Pedro Sánchez chiederà al Congresso un voto di maggioranza per prolungare lo stato di allerta fino al 25 aprile, altre 2 settimane, e ci sono forti critiche dalle opposizioni. E poi una campagna massiva di test sui cosiddetti asintomatici che verrà svolta proprio a partire dai prossimi giorni. Da Madrid è tutto, linea allo studio. Grazie Gianmarco.